Con l'arrivo a Verona della fiaccola olimpica, il Veneto inizia ufficialmente in conto alla rovescia verso i Giochi invernali di Milano Cortina. Le città che saranno attraversate dai tedofori si preparano ad entrare nella storia. Nella Marca, il primo comune che sarà toccato dalla fiamma simbolo di pace e unità sarà Asolo il 21 gennaio. Alcune vetrine dei negozi si sono addobbate con questo tema delle Olimpiadi, dei locali stanno organizzando la pasta asciutta prima del passaggio della fiaccola. E, insomma, l'entusiasmo per questo momento è stato veramente coinvolgente. Quel giorno anche le scuole saranno presenti per salutare la fiaccola dai bimbi dell'infanzia ai ragazzi delle medie, mentre la biblioteca comunale ha organizzato un concorso di disegni che saranno poi esposti durante l'evento. Alla sera, nella sala consigliare, l'incontro con lo scrittore Tony Venturato, che racconterà la sua esperienza di come lo sport e la corsa lo abbiano aiutato a rinascere dopo un grave incidente stradale, arrivando a correre diverse maratone di New York. Questa volta non mi alleno per una maratona, bensì per raccogliere la fiaccola olimpica il 21 gennaio nel centro di Asolo. L'accoglieremo in piazza assieme a tutti gli studenti dei plessi scolastici e alle associazioni. La sera poi ci sarà un evento presso la sala consigliare con quel messaggio Never give up che sto portando avanti in tutto il mondo. Dal Trevigiano al Bellunese, la fiaccola olimpica attraverserà i luoghi più significativi della nostra regione. È il caso di Erto, simbolo della tragedia del Vajont. Quel giorno, tra i tedofori, Alberto Crivellaro, presidente dell'Associazione Nazionale Atleti Olimpici Azzurri d'Italia, sezione di Treviso, con un passato da schermitore. Racconta così l'emozione di quando ha saputo di essere stato selezionato. È sicuramente un'emozione, oltre che un onore, anche e una perché responsabilità. certo, anche perché le Olimpiadi non capitano tutti i giorni, anzi, in più portare la fiaccola all'Olimpiade che c'è stata 50 anni fa ha un significato ulteriore. Lui, che lavora a contatto con i giovani, ha un messaggio forte da rivolgere loro nel suo ruolo di tedoforo. Io quello che dico sempre, io andavo in palestra invece che andare in strada e oggi più che mai, con quello che si sente, lo sport deve essere un faro per i ragazzi.